tutto in diretta. Pronto? Ah, ecco qua, scusate, ma perché mi trattano così male? Io ho una comunicazione da dare e mi risponde una persona e mi offende anche, con delle È una persona illazioni. anziana, prego, Tutto mi quello dica. che lei vuole, ma anziana o non anziana, se io mi sento chiamare in un determinato modo al telefono, ho ragione di ritenermi offeso, abbia pazienza. Sì, mi dica. Anzi, Chiedo no, ma mi scusa, dica un prego. attimo, no, risponda prima a me a questo punto, perché io mi ritengo offeso. Noi abbiamo le registrazioni delle telefonate, io posso avere tolleranza fino a un certo punto, ma se io chiamo Sì. 2 volte a casa e questo signore, presumibilmente un suo parente stretto, mi chiama in un certo modo, mi dà degli appellativi che non mi appartengono, io a un certo Sì, è punto... una persona anziana e ho detto chiedo scusa. Se ha registrato, no, chiedo scusa, chiedo per scusa, la lo ha terza detto volta. adesso, dopo che ha saputo che la telefonata era registrata. No, già l'ho detto prima. Se Indipendente, no, lei vede la no, registrazione... vogliamo sentire insieme la registrazione? Vabbè, Allora, comunque mi la vuole vogliamo dire sentire? perché ha chiamato, chiedo scusa. Beh, non ho capito, abbiate pazienza. Mi dice perché ha chiamato, chi è Ma lei? chi ha chiamato? Prego? Ma chi ha chiamato, scusate? Lei ha chiamato. Ma lei chi? Lei chi sta parlando? Lei che mi ha sta parlando? chiamato. Sì, lei. E lei sta parlando, quindi perché lo vuole sapere? Va bene, arrivederci. Arrivederci. Maronna, com'è bello! No, ragazzi, non è sufficiente per chiamarmi e dire Luca Sedna Poghi. Andiamo avanti, chiamiamo qualcun altro. Sono le 8:53, caro Enzino, dobbiamo arrivare alla fine di questa prima mezz'ora che voglio aver fatto la telefonata che la lagama da falò a maglietta. Managgia io e managgia fui. Chiama bere. Chiamiamo il signor Antonio che però non c'è, sapete, io già fa cause e pagine bianche, Unione Scherzi Telefonici Italiani. Attenzione, tutto in diretta. Stiamo chiamando un altro signor Antonio, vediamo se il numero esiste o se saremo costretti anche qui ad attendere infiniti squilli che poi non portano a nullo. Eccolo qua. Chi è, Tonin? Sì, Toni, come ti senti stamattina? non c'è male, dici. Chi sia piacere mio? No, Toni, perché ti dico la verità, io mi ci dato una volta come sente una chiave. Ma secondo me sta qualcosa in dall'aria, Toni. E ci credo. Che te posso dire? Capisci che se non messo Putin ha mandato qualcosa in dall'aria. E speriamo che a me è successo così. Ma che t'aggiaria, se fosse così che facciamo? Niente, diciamo sta zitto e basta. Vabbè, ma non è giusto, scusa, che fai? Fai un remissivo, Toni? Sei una persona che non reagisce, frate, ti pare giusto, capo, a da decidere per la vita amichista. E certo, sicuramente non è giusto. E perciò, Toni, cioè noi ci abbiamo ribellato. Ci accattiamo una pistola acqua, chiamo 100 di sci. Eppure, guarda, è una soluzione, non è che mi fai il rapino. Più che altro se stiamo organizzando un pullman, tu che fate? A Manaia, venì? Caro a me, A mai a muscolo, a mai a battere un pizzo sana a chi sto venendo. direttamente là, E direttamente, scusa, andiamo là, facciamo, mi sa che chi la mattina, ha votato l'8 e mezza, chi le esce fuori la porterà a casa che piglio il giornale, il latte, sai come si fa? Appena rimesci là, noi stiamo con il pullman a casa, buffammi palate. Che dici? Appena ci vede solo con il pullman, passava fra voi, ci si scema a Rovano. Ma non è vero, perché chi sai che avevo fatto? Che la gente è convinta di essere più debole. Se noi partiamo che siamo più deboli, non potremmo mai battere. Ma partiamo più forte. E allora, Tony, crede, mi tenga una mano a smerza che quando rompono un buffottone, lo faccio volare proprio. Tu che fa? Facciamo una cosa, a te ti posso mettere all'umandendere, cioè fai all'umandendere. No, io non mi sto pigliando la zuppa. A zuppa e latte. Certo. Vuoi ricercare? Allora fai una cosa, noi prima ti faccio pigliare la zuppa e latte, io non che partiamo, e poi andiamo a battere, così stai pure un pochettino più in forza. Ma così facciamo, no? Che dici? Pigliate pure una vitamina C. No, vitamina C non mi ha preso lo stomaco. E vogliamo pigliare la vitamina D? Vitamina B. La vitamina B. Buona, E che- vitamina B buona. Vitamina B buona. Tony, per me va buono. Chi ci ha mai portato? Quando ce l'ha portata? È perché siamo mai solamente e te, fino a mo' siamo io e te, gli unici due strunzi che vanno a Russia. No, siamo gli unici due strunzi che vanno a battere a Putin. Si ci ha mai portato a qualcun altro, perché altrimenti ti dico la verità, io sparagno, poi stiamo portando a una cosa, che te posso dire, una cosa così pesante, ci portiamo una cosa più pesce, ne partiamo con una cosa più lieve. Certo, una cosa più leggera. Che dici? E facciamo così. Per me va buono, ma non tiene a nessuno che va a venire. Mo ci provo, per qualche amico se ci vuole fare compagnia, ciao. Facciamo così, sì, ma a questo mondo se ma rimanere e te volessimo partire con la Smart. Casmastro, È perché capite che le sono due, alla fine sono solamente due... vostri, ci
dicevamo che la macchina piccerella, però. Infatti, per me va buono così. Senti, e quando a che ora ti venga a pigliare? E poi stava per l'1:30, quando sto mangiando. No, è l'1:30, no. Scusa, pigli la zuppa. Io ho tempo che mi lavo, mi veste. Ma mi lavo, mi veste e scengo, poi ti venga a pigliare che mi abbattere a Putin. Va buono? Va bene, A votare l'11 stato te. Va buono? buono. Tonino, ti ringrazio. ciao. Buona zuppa, un abbraccio, Ma stai la bene. cosa bella, la vuoi sapere l'ultima? Qual è? La vuoi sapere? Dici? Io sto parlando con te, rispondo a te, tu Sì. parli con me. Io non ho capito ancora tu ci sei. Ma perché è importante? No, Scusa, per battere a Putin a sapere chi è? no. Perciò, Tony, allora stai sereno, ma ti venga a pigliare poverino. E l'11 però non fa tardi. Va buono? Va buono. Un abbraccio. Ciao Tony, state buono, ciao ciao ciao.